Esuere sono arbori nativi del Mediterraneo, sono scarsati di poi parecchi secoli, i romani se ne avevano già. In Corsica l'economia usura rubia forza al secolo XIX, con l'uso dei tappi, che gli erano ormai vecchioe e utili i fiaschi. Il punto maggiore era Portuecchio, usura era lavorato sopra il luogo prima di essere venduto, ma negli anni 60 gli affari si sono bruttati, sono scalati i sueraghi di Spagna e di Portogallo che sterpano così i sueraghi portovecchiacci. Mentre più di un secolo l'usura era data a mangiare a centinaia di famiglie, in più i corsi erano calapati a scarsare e a lavorare usura. La regione di Portovecchio ha campato di trovato risura. Tutti i corsi, e c'erano i bambini interi che erano scorsini di natura, o imparati e venivano a pilarsi quei 30-40 giornate di più. Perché noi, tanto a 20 luglio, si stoppava, perché la sera era curata. E dopo, di settembre, per fare i preparati, a sera descendente, falendo, si approfittava a fare qualche giornata, ma a Valle non si faceva più questa maniera di lavorare. Trovate che cominciamo l'8 maggio e finiamo andare la prima settimana di agosto. A sua ragazza il suo primo suero dopo l'età di 30 anni, a materia cresce piano piano, ma c'era bisogno di preparare gli arboretti. Sta preparare un po' ne parecchie misure pigliate in qua mazzetta. A misura di un giro di fusto è portata una volta e mezzo in altura. I suoi raggi sono così come lui vuole scarsare questo arboretto per la prima volta. Qui è una suora che non è mai stata scorsata, è una suora a catarcioni e è una preparira. Dunque, questo l'ha cacciato, perché dopo la prossima volta diventa suoro. Da qui a quando? Da qui a 10 anni è da levare, è da scorsare e se lo di essere bianco sarà suoro. Perché ogni mica uno. Quello è bello per immaginare, per lo scarto. Perché tu diventi suoro, ce l'ha cacciato a prima levata, ce l'ha preparata, ce l'ha cacciato a catarcioni. E la prossima levatura è suora. In Portovecchio i sera sono sui raggi di poi tanti anni. Hanno imparato sopra loro che i vecchi danno uso sapere ai figlioli che pigliano a seguito. Per scurzare una suera basta avere un palo per staccare e piegare il suero di un fusto senza ferire a malma. La piola scurzina ha un taglio maggiore per aprire il suero e il cucolo per smollare il suero. Sta piola ha un taglio liscio e per giovarsene ce la esse assai pratico. Ci vuole una piola, ancora una calva da retro, per poter picchiare quando... Questi sono suori abbastanza, ma ci sono i suori vecchi che ci hanno picchiato forti, e poi ha rotato un altro giorno, non mica di più. E un manico? Un manico, io vengo per noi, sono il più forte di liccia, ma i medi sono di vrasso, sono più leggeri. Il vrasso tiene fresca, ma... E dopo? E dopo c'ho che a pensottare qui, per poter che scuscinigli dentro lo suoro e a pianta, poi non abbiamo mica a malma qui si chiama malma. Perché se voi potete mettere queste qui, dopo il suoro sono un biscecante, si chiama un biscecante. E dovete cacciare a malma, il suoro non nasce più. I gesti sono ancestrali, sempre gli stessi, e ogni volta che si picchia c'è un movimento così, per staccare. È faticoso? Lì che si comincia la mattina a 6 ore, e insieme a mezzogiorno, e poi dopo innanzi troviamo un fresco, anche la sera tardi, ma l'ouvriere per Moena da Marocco trovano in orario caldo, io non le arrangia mica. Il suero era destinato a non alle spalle, c'era bisogno di essere in salute per portare piaghe che toccano l'80 kg. Il suero è posto all'aria perché lo secchi 6 o 7 mesi. Dopo è scelto il più bello è pigliato per farne tappi per bene di qualità. Il resto è mandato in Sardegna per vari usi.